fare la gara. Tutto pronto, via, ok, auguri, in bocca al lupo a tutti quanti. La pioggia, il freddo e la neve non hanno fermato i 130 atleti che ieri hanno partecipato alla gara podistica Caparedda Nuoro Monte Ortobene, quarta edizione del trofeo dedicato a Sebastiano Sata. Alla fine sul traguardo collocato in cima al monte si sono presentati per primi il campione Salvatore Orgiana dell'Atletica Gocciano e Antonella Cau della società Maturi Nuoro. Al secondo posto in campo maschile Gabriele Mozzo della Futura Cagliari e al terzo Riccardo Gianoglio della Maturi Nuoro. Tra le donne sul secondo gradino del podio Eleonora Fois della Podistica San Gavino e al terzo Patrizia Mereu della Delogu Nuoro. Una competizione che quest'anno è stata inserita nelle celebrazioni per il centenario della morte del poeta nuorese. In onore di Sebastiano Sata la gara ha preso il via dalla piazza a lui dedicata che si estende proprio davanti alla casa natale dell'avvocato, scrittore intellettuale che insieme a Grazia Deledda contribuì a fare di Nuoro, piccolo borgo rurale che si apprestava ad entrare nella modernità, la Tenessarda. La partenza dallo spazio urbano concepito da Costantino Nivola ha preso il posto di quella tradizionale fissata nelle curve di Caparedda, che oltre a rappresentare una difficoltà in più per gli atleti, ha costituito per tanti appassionati nel corso del tempo l'occasione per seguire dall'alto l'evolversi della competizione. Ma la partenza da Piazza Sata ha regalato alla corsa una suggestione nuova e non ha tolto nulla all'aspetto agonistico della Nuoro Monte Ortobene che con i suoi 8.000 metri fatti di salite e falsi piani ha messo a dura prova la resistenza dei partecipanti, che hanno dovuto combattere anche contro le temperature prossime allo zero. La manifestazione, ideata da Antonio Pirisi e organizzata in collaborazione con la FIDAL e l'Associazione Culturale Matriche e il patrocinio di Provincia e Comune di Nuoro, ha visto associata alla corsa vera e propria una mostra su Sebastiano Sata ospitata nel centro polivalente di Via Roma. Un'esposizione di 8 quadri del pittore nuorese Gianni Casagrande che ha ricordato l'episodio di fantasia di un incontro tra Sata e il regista Giovanni Pastrone che avrebbe dovuto trarre un film dall'opera Il Vespro di Natale. Inoltre è stato proiettato un video che ritrae 17 nuoresi che leggono le opere di Sata. Per completare questo aspetto culturale della competizione, ai concorrenti sono stati donati dei libri messi a disposizione da varie istituzioni.